Stamattina ho incontrato la vedova Benvenu e sua figlia che sono molto preoccupate di quanto gli sta accadendo per quel che riguarda la restituzione del risarcimento dovuto al decesso di suo marito a causa delle valvole killer impiantate dall'azienda ospedaliera di Padova, un tema, una vicenda che ha dell'assurdo, è inspiegabile per chiunque, soprattutto per loro che dopo aver subito le pene dell'inferno oggi ripiombano in questo incubo. Per quanto riguarda noi della Regione siamo impegnati per verificare tutte le strade che sono percorribili per risolvere questa vicenda, una vicenda complicata, una vicenda difficile, ma che intendiamo affrontare per non lasciare nulla di intentato. Abbiamo già elaborato una proposta al vaglio dell'ufficio legislativo della Regione, ci auguriamo che quanto prima sia verificata la legittimità di un percorso per risolvere questa situazione che ha dell'incredibile e teniamo tutti la massima attenzione per risolvere un caso che merita di essere risolto e su questo faremo tutto il possibile. Abbiamo incontrato la famiglia Benvenu, vittima delle valvole killer che risale ormai a 15 anni fa. Loro hanno avuto un primo risarcimento che però oggi gli viene richiesto indietro perché hanno sbagliato, a seconda delle sentenze, l'interlocutore, cioè non è più l'azienda ospedaliera l'interlocutore, ma sarebbe l'azienda costruttrice delle valvole killer. Questo evidentemente è una situazione assurda che mette in grossa difficoltà la famiglia e le altre che sono nella stessa condizione e richiede una risposta concreta. Crediamo che la Regione Veneto e il Consiglio regionale se ne debba fare carico e dare subito una risposta risolutiva.